Carissimi orchestrali, carissime cittadine e cittadini, qui bisogna, credo, esprimere con forza quella che noi desideriamo sia la soluzione di questa problematica, che porterà una conferma, un consolidamento di quella che è la possibilità artistica e musicale di tutta la regione. E questa è la stabilizzazione dell'orchestra sinfonica regionale. Questo non è un obiettivo irrealizzabile, perché fino a 2 anni fa esisteva un simile organismo che era finanziato in buona parte al 90% dalla regione e da altri enti, tra i quali in piccola parte anche il Comune di Udine, che poi appunto coinvolgeva l'orchestra in tante altre iniziative musicali legate appunto al Teatro Giovanni da Udine, quando io ero poi anche presidente di Mittelfest, anche nel Mittelfest. Ebbene, 2 anni fa la regione ha deciso di portare allo scioglimento di questo organismo. Tutti gli altri soci di questa associazione hanno tutti votato a favore, eccetto uno, il Comune di Udine. Ha detto: non sciogliamo quell'orchestra prima di aver trovato un nuovo assetto. Però un voto, capite, non conta molto, e quindi l'orchestra è stata sciolta. E oggi noi, a distanza sostanzialmente di 2 anni, poco meno di 2 anni, ci troviamo appunto nel tragico, direi, ma per tanti versi prevedibile contesto dove non c'è ancora un assetto. La regione è spaventata, tutti si sono spaventati appunto di quelli che potrebbero essere i costi di questa stabilizzazione, ma anche questo è perché non hanno mai fatto veramente i conti, perché una stabilizzazione di questa orchestra, che sarebbe l'unica orchestra a livello regionale, un'orchestra appunto non stanziale a Udine o a Pordenone o a Gorizia, ma un'orchestra itinerante che potesse andare a suonare nei vari teatri della nostra regione, perché l'unica altra orchestra che noi abbiamo in regione è a Trieste ed è stanziale. Questa è finanziata appunto dallo Stato, è finanziata anche dalla regione, però è stanziale. Noi non abbiamo nella nostra regione un'altra orchestra che suoni in tutti gli altri teatri. Ebbene, tutti sono spaventati da questi costi, ma non è vero, perché lo stesso investimento che veniva fatto dalla regione più gli altri soci, compreso il comune appunto, nel vecchio assetto sarebbe sostanzialmente sufficiente a mantenere la stabilizzazione di questi orchestrali, di questi professionisti, proprio perché le loro pretese non sono pretese in qualche misura squilibrate o spropositate, ma loro sono tutti professionisti seri, sono tutti professionisti che oltre a questo tipo di attività hanno anche altre attività, quindi sarebbe un contratto comunque che loro stessi hanno definito che sarebbe comunque un contratto ragionevole, quindi il costo, l'investimento non sarebbe per nulla diverso da quello che c'è stato in tutti gli altri anni. Ed è questo quindi quello che dobbiamo chiedere appunto alla regione, che adesso che comunque ha fatto questo passaggio dello scioglimento della precedente orchestra, riprenda in mano veramente le redini e definisca una nuova orchestra stabilizzando questi strumentisti, perché questo è ciò di cui ha bisogno la nostra regione, di un'orchestra itinerante stabile, perché solo così, con la stabilità, può garantire quel livello di anche esperienza, di continuità. Tutti loro sono professionisti molto seri, ma chiaramente hanno bisogno di un progetto di vita stabile, e questo è l'unico progetto che noi possiamo dare anche ai nostri giovani, perché sono tutte un po', diciamo così, chiacchiere quando dicono: ma facciamo un'orchestra giovanile, no, che offre delle opportunità ai giovani per alcuni anni. Quello non è un progetto di vita. Quello i giovani comunque hanno, nel momento nel quale escono, opportunità in altre orchestre giovanili. Non c'è bisogno di un'orchestra giovanile. Qui ciò di cui abbiamo bisogno in questa regione, siamo una delle poche regioni che non ha un'orchestra stabile e itinerante, è proprio questo. Qui abbiamo i professionisti, li abbiamo, per così dire,
gli abbiamo dato la possibilità di crescere insieme per quasi 10 anni e adesso improvvisamente c'è stata questa interruzione. Io vorrei che appunto che tutti i cittadini di Udine capissero e potessero, anche gli altri che non sono di Udine ma che sono qui presenti, perché questo non è un discorso solo per Udine, è un discorso per tutta la regione. Ripeto, non ci sono altre orchestre della regione itineranti, l'altra è l'orchestra di Trieste, che non si muove da Trieste e soprattutto poi fa musica operistica, dunque un altro genere, non certo musica sinfonica, quindi c'è bisogno di questa struttura culturale. Ebbene, io vorrei che tutti i cittadini esprimessero questa richiesta con appunto una petizione, come ci sono petizioni di cittadini che hanno chiesto e noi cercheremo di soddisfare per il Museo Friulano di Storia Naturale. Ecco, per favore facciamo una petizione anche per l'orchestra regionale, e la vogliamo stabile, esattamente, facciamo una petizione per loro, portiamola appunto al Presidente della Regione, spiegandogli questi concetti, spiegandogli che la sostenibilità economica c'è, e diamo un futuro ai tanti nostri giovani che fanno musica, perché quando avranno come punto di riferimento la possibilità di entrare in un'orchestra potranno anche immaginare un progetto di vita costruito sulla musica. Un'ultima parola a voi, appunto, vi auguro coraggio, vi assicuro il nostro impegno, spero appunto che la forza della ragione, della razionalità possa alla fine convincere anche le persone più scettiche. E con questo auspicio vi ringrazio ancora una volta per i momenti di autentica arte, di autentica musica che ci date, come in occasione del 2 giugno, in quel bellissimo concerto proprio qui, concerto spontaneo proprio qui sotto la loggia, e anche per offrire alla mia città, alla nostra città, anche oggi nella chiesa di San Pietro Martire, un altro grande concerto. Grazie orchestrali, e speriamo appunto di vedere finalmente stabilizzata un'orchestra della quale abbiamo bisogno da decine di anni, l'orchestra sinfonica della regione Friuli Venezia Giulia.